Buonasera, a nome dell'Associazione di Promozione Sociale per la Costituzione di San Daniele del Friuli do il benvenuto a tutti coloro che si sono collegati in audio e in video sui nostri canali YouTube e Facebook del Festival Costituzione. Stasera avremo il professor Paolo Camarosano che continuerà i due incontri precedenti, siamo al terzo incontro dei 600 anni della fine del Patriarcato di Aquileia. Dopo il primo incontro con la professoressa Donata De Grassi sugli statuti medievali in terra friulana, l'incontro con il professor Alberto Vidon sugli statuti antichi della magnifica comunità di San Daniele, questa sera avremo il professor Paolo Camarosano che ci parlerà delle Constitutiones Patria Fori Iuli, il disegno legislativo di Marquardo di Randec. Il professor Paolo Camarosano, già docente di storia medievale all'Università di Trieste, grande conoscitore del Medioevo in Friuli, grande conoscitore di pergamene e carte, e ha dato inizio a un importante studio di persone che hanno approfondito queste tematiche. Lo ringrazio a nome dell'associazione e auguro a tutti buona serata e buon ascolto e visione. Buonasera a tutti. Devo parlarvi su invito del professor Angelo Floramo e del professor Paolo Mocchi, che ringrazio di cuore, di Marquardo di Randec, che fu patriarca di Aquileia dall'agosto del 1365 al 3 gennaio del 1381, e devo parlarvi del grande testo di legislazione che Marquardo promulgò con l'intitolazione di Constitutiones Patriae Fori Iuli, promulgate nel giugno del 1366. Il mio discorso sarà incentrato su quest'opera, però mi sembra necessario inquadrarla nel complesso della vicenda umana e politica del patriarca Marquardo, e questa vicenda a sua volta deve essere inquadrata nella situazione dell'Europa, dell'Italia, dello Stato patriarchino e del Friuli di quel periodo. Cercherò di farlo in modo molto sintetico, sperando che la velocità del mio discorso non comprometta la chiarezza. In questa volontà di essere breve sarò anche assolutamente sobrio di riferimenti bibliografici. Ricordo soltanto che un compiuto profilo del patriarca Marquardo si deve allo studioso tedesco Gerald Schredler, e lo potete leggere nel primo volume della sezione Il Medioevo del prezioso Nuovo Liruti dell'editore Forum, che certamente conoscete. Allora imparerete che Marquardo nacque intorno all'anno 1300 da una coppia nobile che risiedeva nel castello di Randec in Baviera. Era un territorio nel quale le città principali erano due sedi episcopali, Augsburg, Augusta in italiano, e Bamberg, sedi che furono molto importanti, come avrò modo di dire, nella carriera di Marquardo. Il quadro politico della Germania alla metà del 300, cerco un po' scherzosamente di illustrarlo, di farlo vedere veramente attraverso questa carta del grande Atlante del Westermann, era un mosaico molto fitto di domini signorili, comitali, marchionali, eccetera, eccetera. Un mosaico di tasselli molto numerosi, più o meno grandi, e in questi tasselli non è possibile distinguere il piccolo castello di Randec, mentre invece vediamo bene i principati ecclesiastici, i due principati ecclesiastici bavaresi, Würzburg e Bamberg, più a sud l'episcopato di Augsburg e ancora più a sud i due maggiori principati ecclesiastici dell'epoca, diciamo dell'Europa dell'epoca, cioè l'arcidiocesi di Salisburgo e il patriarcato di Aquileia. Marquardo compì i suoi studi a Augsburg, nel capitolo della chiesa cattedrale, dove era un suo zio canonico. Ricordo, fra parentesi, che le scuole dei capitoli cattedrali erano dal XII secolo
quelli che avevano un ruolo preminente nell'educazione scolastica e letteraria. Marquardo però ampliò il suo orizzonte scientifico e si recò a Bologna, che era la più importante sede europea per gli studi di diritto, sia diritto civile sia diritto canonico, due rami nei quali Marquardo maturò una grande esperienza. A Bologna Marquardo soggiornò tra il 1317 e il 1322 e ebbe anche il ruolo di rappresentante della nazione tedesca nell'Università di Bologna. Nel 1324 ovviamente, tornò in Germania, insegnò nella scuola cattedrale di Augsburg, iniziò la sua carriera ecclesiastica, verso il 1330 ebbe primi ordini del chiericato e si impose molto presto per la sua grande cultura e anche per la sua attitudine e capacità diplomatica. Per capire questo non sarà male dire due parole sulla situazione dell'Europa in questi anni 20 e 30 del Trecento. Era una situazione molto tormentata, irta di conflitti che risalivano indietro nel tempo e nessuno dei quali era giunto a conclusione in questi anni 20 e 30. Alcuni di questi conflitti, per quanto importanti, non ci interessano in questo momento. Parlo ovviamente della guerra franco-inglese, che si sarebbe detta dei 100 anni, che in realtà durò almeno 130 anni. Non ci interessano neanche gli sviluppi dell'Europa orientale fra Polonia, Lituania e Russia, pure molto interessanti e importanti in questo periodo. Quello che ci interessa è la situazione dell'Europa centrale e alpina, cioè i paesi di lingua tedesca, la Boemia e i paesi a sud delle Alpi. Qui, in questi territori, la sovranità politica spettava formalmente all'impero, il Sacro Romano Impero, che come sapete era stato fondato da Carlo Magno nell'anno di grazia 800. La sovranità imperiale non era unitaria, conosceva in Germania, in Italia, poteri locali molto autonomi. Pensate a quel fitto tassello, a quel mosaico di minuti tasselli di cui vi ho detto prima. C'era una miriade di poteri in capo a signori aristocratici, a signori ecclesiastici e a città comunali politicamente indipendenti, anche quelle come ad esempio Lucca, che formalmente erano considerate città imperiali, e alcune città maggiori, soprattutto in Italia, che ambivano da oltre un secolo a creare degli ampi stati di tipo regionale, sottomettendo dinastie aristocratiche e città minori. In Italia erano tali le costruzioni territoriali, che al tempo di Marquardo erano ancora inferi, ma talora molto avanzate, di Genova, di Milano, di Firenze e quella che più ci interessa, di Venezia. Infine, dobbiamo prendere in considerazione il fatto che l'autorità imperiale non soltanto, come ho detto appena adesso, era sostanzialmente limitata da questa pluralità di poteri politici, ma conosceva anche degli elementi di crisi al vertice del potere. Dopo la morte di Enrico VII di Lussemburgo, 1313, si era creata una situazione di incertezza, di conflitto e di contrapposizione fra dinastie rivali. Però, nell'anno 1348, mentre una terribile pandemia affliggeva la gran parte d'Europa, in quest'anno Marquardo giungeva a un primo culmine della sua carriera ecclesiastica, ottenendo l'episcopato di Augsburg. E in questo momento la situazione al vertice dei poteri si era avviata da circa 2 anni a un esito pacificatorio. Il grande avversario del Papa, Ludovico il Bavaro, l'imperatore Ludovico il Bavaro, era stato esautorato dai principi tedeschi nel 1346 e l'anno dopo era morto, e gli succedeva nel trono di Germania e quindi nella candidatura al titolo di re dei Romani e infine alla corona imperiale. Ricordo le tappe per la corona imperiale erano sempre queste 3: il regno di Germania, il regno d'Italia, cioè Pavia, e Roma. A questo punto, dopo la fine di Ludovico il Bavaro e la sua esautorazione, salì al trono imperiale Carlo IV di Boemia.
Carlo IV è stato un personaggio di immensa levatura, un personaggio distinto per la sua grande religiosità, un personaggio che organizzò in maniera definitiva la procedura dell'elettorato regio in Germania e promosse una riconciliazione con il papato. Ricordo che in questo momento, siamo alla metà del 300, la sede papale era dagli inizi del secolo in territorio di Francia, cioè ad Avignone. Ora Marquardo si legò subito a Carlo. Carlo gli era molto conosciuto, gli era familiare. Ricordo che un predecessore di Marquardo nella sede aquileiese, Nicola, era il fratello dell'imperatore Carlo IV. Marquardo andò ad Avignone per una prima iniziativa di riconciliazione fra Carlo IV e il Papa Clemente VI e poi accompagnò l'imperatore, no? Carlo IV nel viaggio verso Roma per l'incoronazione imperiale. Nel frattempo Marquardo aveva conseguito il prestigioso e ricco episcopato di Augsburg, era stato anche candidato all'altrettanto prestigioso episcopato di Bamberga, dove era stato a proposito della cattedrale, ma la cosa non andò in porto. E così, prima dell'insediamento ad Aquileia, fu Augsburg il primo culmine dell'ascesa ecclesiastica di Marquardo. Il successo finale, cioè l'insediamento ad Aquileia, avvenne, come ho già accennato, nel 1365. Nel frattempo Marquardo era stato partecipe di altre iniziative che per brevità non ricordo soltanto, riprendo questo discorso, che egli era diventato l'uomo di fiducia dell'imperatore e comandò azioni di importanza per assicurare al dominio imperiale alcune riottose città, soprattutto toscane, segnatamente Pisa e Lucca, e poi si adoperò per contenere la volontà espansionistica dei Visconti di Milano. Cade in questo periodo una lettera di Francesco Petrarca, lettera di condanna del patriarca Marquardo per la sua politica di appoggio ai Visconti, è detta comunemente la lettera Marcovaldo, tale era l'italianizzazione del nome Marquard. Taglio corto su queste vicende per dire soltanto che dopo questa vicenda antiviscontea di cui ho detto, Marquardo tornò ancora una volta in Toscana, tornò più volte, e ci sono alcune graziose illustrazioni nella cronaca lucchese di Giovanni Sercambi che lo mostrano col copricapo rosso in mezzo ai soldati di fedeltà imperiale. Marquardo era, come da tradizione, non solo un principe ecclesiastico, ma un principe combattente nella tradizione di altri prelati tedeschi e degli stessi patriarchi di Aquileia che fin dal secolo XI si erano segnalati in imprese di guerra. Ma adesso devo tornare all'attività di Marquardo ad Aquileia e dunque alla sua attività politica e legislativa. Siamo dunque nell'agosto del 1365. Taglio corto su alcuni dettagli, dico solo che Marquardo certamente era da tempo preparato ad affrontare una situazione che conosceva in tutti i suoi aspetti. Altrettanto certamente era un personaggio noto a tutti i protagonisti politici del gioco dell'Italia nord-orientale, anzi dell'Italia in genere. Mi piace ricordare che 8 mesi dopo il suo insediamento a Aquileia, il 19 aprile del 1366, vennero al suo cospetto a presentarsi reverentemente a lui non solo il vescovo del comune di Trieste, ma il doge del comune di Venezia, i signori di Milano, di Padova, Verona, Este, i comuni di Firenze e di Pisa, i conti di Gorizia, i conti di Pisino, alti nobili e prelati come Pagano della Torre e le comunità del Friuli e dell'Istria. Nei giorni seguenti, a questo aprile del 66, a questo 19 aprile, nei giorni immediatamente seguenti, Marquardo si adoperò perché venissero messi a punto le constituciones che sarebbero state poi emanate fra il giugno e il settembre. L'iniziativa di Marquardo era sempre in sintonia e con partecipazione con il Parlamento della Patria del Friuli. Quando Marquardo si insediò sulla cattedra aquileiese,
il governo del Friuli era da oltre un secolo fondato su questa, chiamiamola, diarchia, patriarca, Parlamento. Il Parlamento è organizzato nei 3 corpi sociali del clero, della nobiltà, delle comunità, questo in analogia con altre formazioni politiche del genere, dall'Inghilterra alla Sicilia. Il Parlamento era operante in Friuli almeno dalle prime decadi del 200 e nel corso del 300 aveva acquisito un ruolo sempre più importante, sia nel senso di una sua convocazione abbastanza frequente, non annuale ma comunque frequente, sia soprattutto nel senso di un ampliamento delle sue competenze, che non erano più soltanto la competenza fiscale tipica di tutti i parlamenti europei, ma erano anche la competenza politica, cioè le iniziative diplomatiche e militari, e la competenza legislativa. Diciamo anche che in Friuli non si verificò, o almeno fu molto attenuata, quell'antagonismo tra sovrano e Parlamento che avrebbe invece segnato la vicenda politica di altri stati europei, segnatamente il caso più famoso è il Regno d'Inghilterra, dove la dialettica re-Parlamento segnò tutta la vicenda del grande paese. Non mancarono certo dei momenti di disaccordo, ma in genere la diarchia patriarca-Parlamento funzionò e naturalmente questo dipendeva anche dall'attitudine e dall'atteggiamento dei singoli patriarchi. Nella serie dei patriarchi Marquardo fu certamente fra quelli che in maniera più convinta, più sistematica, più stretta cercarono la solidarietà di iniziativa del Parlamento ed è nel quadro di questa iniziativa che le Constitutiones vennero elaborate e promulgate. Questo grande testo legislativo, che in una prima redazione consta di 143 capitoli, fu pubblicato da Pier Silverio Leicht. Pier Silverio Leicht è stato un eminente storico del diritto italiano, i suoi anni sono 1874-1956, fra le altre cose Leicht pubblicò in un lungo arco di tempo una raccolta documentaria intitolata Parlamento Friulano, 3 volumi pubblicati fra il 1917 e il 1955, recentemente ripubblicati a cura della provincia di Udine. E il Parlamento Friulano di Leicht è un capolavoro della cultura storica regionale. Comprende il testo delle Constitutiones, testo che è in latino, salvo un proemio che è in latino, ma è anche in lingua tedesca, occupa una 60ina di pagine e è inserito appunto nel complesso degli atti parlamentari. Per intenderci è il numero 233 sui 575 documenti pubblicati da Leicht. Documenti tutti anteriori al 1420, i documenti parlamentari di età veneta furono pubblicati dal grande studioso in un secondo momento. Le Constitutiones si trovano inserite dunque in questa serie di atti parlamentari, sono seguite, precedute da una serie di altri elementi e diciamo subito che è chiaro che un corpus così ampio e complesso non poteva essere stato redatto nel breve giro di tempo che intercorse fra l'insediamento di Marquardo, agosto 1365, e la primavera dell'anno seguente. C'erano naturalmente stati dei precedenti. Se però sulla scorta dei documenti di Leicht noi ricerchiamo i precedenti delle Constitutiones del 1366, non risaliamo a tempi molto anteriori. Abbiamo numerosi precedenti legislativi che però constano di delibere occasionali, circostanziali e non sono neanche moltissime, si scaglionano con un ritmo molto irregolare fra il 1231 e il 1358. Leicht ovviamente diede l'esaustiva rassegna di tutti questi testi. Questi testi però sono assolutamente discontinui, porosi, non hanno a che fare con una sistemazione organica, la quale fu invece opera di Marquardo, preceduta in realtà vagamente da un testo parlamentare sul quale conviene spendere 2 parole, d'un testo del febbraio del 1336 al tempo del patriarca
Bertrand di Saint-Geniès. Erano dei provvedimenti per le strade, per le rappresaglie con i comuni di Padova, Treviso, Ferrara e altri, e su due questioni di diritto civile, che è importante sottolineare perché, come dirò più avanti ampiamente, le Constitutiones marquardine sono essenzialmente un corpus di diritto civile. Le questioni affrontate nel 1336 erano i termini che avrebbero potuto dare pupilli e pupille per rivendicare i loro beni eventualmente occupati, con la precisazione interessante che l'azione di questi pupilli e pupille non avrebbe potuto e avrebbe dovuto seguire i 14 anni, sarebbe stato possibile solo dopo il compimento dei 14 anni, e poi alcune norme sui fideiussori delle donne sposate nell'eventualità della rivendicazione della dote. Questo della dote e delle relative rivendicazioni è un altro argomento centrale del diritto civile che ritroveremo nelle Costituzioni di Marquardo. Fra queste norme, quella sui pupilli e questa sulle doti, è inserita nel 1336 una questione dello ius for iuli, e si dice che andrebbe redatto questo ius in forma scritta, ma è una dizione assolutamente sintetica, direi anche sibillina, e non ci fa capire quale fosse la reale intenzione del patriarca Bertrando e del Parlamento. Dobbiamo attendere dunque un po' di tempo per avere cenno a una volontà sistematica di legislazione sistematica. Un passo importante, di poco precedente all'attività di Marquardo, è nel marzo del 1355. I vicari del patriarca, che era allora il Nicola di Lussemburgo, fratello dell'imperatore Carlo IV, che ho ricordato, i vicari del patriarca scrissero a un nobile ministeriale, Galvano di Maniago, chiedendogli di partecipare a una seduta parlamentare che avrebbe avuto lo scopo di dare attuazione a certe constitutiones che si dice erano state recentemente riformate e pubblicate, e la cui intenzione, questo è importante, era di eliminare le cavillationes, cioè gli intralci alla procedura giudiziaria, e in generale per incrementare il buono stato della patria e del suo distretto. Questa petizione ebbe seguito, il nobile Galvano si diede malato, e in altre parole il Parlamento venne nuovamente prorogato e alla fine si dovette arrivare all'età di Marquardo per giungere a una promulgazione. Ho ricordato questo documento del 55 perché ci dice di una certa vischiosità del procedere del Parlamento, anche perché il Parlamento era sempre più integrato e quindi anche condizionato dal Consiglio, che costituiva di volta in volta, e anche da una miriade di interessi particolari e personali, di comunità e di nobili. Quando il 24 aprile del 1366 Marquardo e il Parlamento, alcuni nobili e alcuni alti prelati e sapienti deliberarono la nomina di una commissione per esaminare le cose che erano state stesse al tempo del patriarca Nicola, dichiararono nuovamente che si trattava di una giustizia summaria, vale a dire c'era la volontà di procedere con attività giurisdizionali di carattere veloce, tagliando tutta una serie di procedure di appesantimenti, di quelle che, come ho ricordato, veniva allora chiamato cavillationes. Su questo tema della brevità dei procedimenti si insiste ancora dopo, si parla di questioni da abbreviare, pro questionibus abbreviandis, incontrata patria for iuli, e questo viene determinato anche nel proemio delle Costituzioni di Marquardo, dove si dice che in quel momento le cose giudiziarie erano tali che attraverso un'incerta e indeterminata notizia delle consuetudini, si dice in questo testo, le cause divengono pressoché immortali. E all'interno delle Costituzioni si fa dunque, come è da aspettarsi, un riferimento frequente a ritardi e lentezze procedurali. Uno dei primi capitoli dice che spesso vengono accolte richieste di dilazione, accampando l'assenza degli avvocati, e allora si stabilisce
che le istanze dilatorie non possono essere più di 3. Un altro capitolo impone ai notai di dare alla parte in causa che lo richieda copie dei documenti prodotti in giudizio, e la norma è deliberata perché si dice: se i notai non fanno questo, le liti si prolungano più del dovuto. Avrei molte altre citazioni da fare su questi luoghi che esemplificano, no, ad esempio a proposito degli appelli e altre cose, questa volontà di rendere i giudizi più veloci. Però sarebbe eccessivo enumerare qui tutti i luoghi, mentre invece mi sembra più importante porci una domanda: perché tanta sollecitudine per velocizzare, per semplificare le cause? Questa potrebbe sembrare una domanda banale, perché ovviamente ogni autorità pubblica ha o dovrebbe avere a cuore la speditezza delle procedure giudiziarie, ma è altrettanto importante. Noi siamo sensibili molto spesso alla speditezza delle cause penali, ma in realtà sono altrettante più importanti le speditezze nel campo civile, e le Costituzioni di Marquardo riguardano prevalentemente questioni di diritto civile, diritto di famiglia, diritti reali, proprietà, possesso, uso, obbligazioni, cioè crediti e debiti nelle loro diverse forme, eccetera. Ora, la volontà di procedimento in tutti questi campi si spiega con il fatto che l'economia del Friuli tardo medievale, contrariamente a quello che a volte una comune opinione pensa, era un'economia molto mobile, molto vivace, molto orientata sugli scambi di beni e di merci e sul movimento del denaro. Un aspetto di questo dinamismo era rappresentato dalla precoce e intensa pratica di compravendite e locazioni non già di terre ma di rendite in denaro, ciò che aveva velocizzato molto tutto il dinamismo, tutto il movimento del denaro e delle merci nel Friuli. La contrattualistica friulana è irta di contratti di questo tipo, che in altre regioni erano già in essere, ma nemmeno da tanto tempo, e tutte cose che accennano a una vivace economia monetaria e di scambi di merci a tutti i livelli, dai piccoli acquisti alle più impegnative transazioni. Teniamo presente che tutte le transazioni avvenivano normalmente con pagamenti dilazionati e dunque originavano dei rapporti di debito e credito. Però quello che rallentava la speditezza delle cause di ogni tipo non era soltanto una lentezza delle procedure, ma poteva essere anche una più sostanziale incertezza su cose sostanziali, in particolare nel campo del diritto di famiglia, rapporti patrimoniali fra coniugi, forma delle successioni per causa di morte. Questi erano i capitoli più importanti. Queste cose erano regolate in gran parte dalle consuetudini, come è stato ricordato anche in lezioni precedenti. Però il fatto che ci fosse una pluralità di consuetudini e che non fossero state redatte o solo molto parzialmente in forma scritta rendeva i processi lenti. Per questo motivo, tutto questo per dire che le Costituzioni intervennero sì, anzitutto nelle procedure, ma intervennero in campi molto più ampi e furono foriere di una minuta e corrente attività notarile. Nei registri notai si trovano così delle sezioni molto ampie dedicate a cose procedurali, notifiche di termini, di appelli, convocazioni giudiziarie e simili. Un esempio di questo è l'attività di un notaio di San Daniele del primo 400, del quale un recentissimo libro di Paolo Saltini ha illustrato gli elementi, e che sono irti di notifiche di termini, di convocazioni, eccetera, eccetera. E naturalmente sono pieni anche delle fattispecie contrattuali ordinarie, compravendite, donazioni, ma in particolare una larga presenza di contratti di mutuo, cioè di contratti legati al credito, no? E al debito del denaro, tema sul quale le Costituzioni intervennero. E nella brevità dei tempi, anzi nella velocità dei tempi, devo tagliare corto su alcune cose, ad esempio sul dettaglio
del Consiglio dei Sapientes che furono designati dal Patriarca e che rappresentarono i 3 rami del Parlamento. Ve lo risparmio. Noi non possiamo individuare oltretutto l'apporto individuale di ciascuno di questi sapienti, ma non possiamo neanche individuare, con un'eccezione della quale dirò, l'apporto individuale di Marquardo in quell'ampio corpus. Di questo corpus vado a sintetizzare in qualche maniera il contenuto. Una cosa ho già detto: la materia della Costituzione è anzitutto civile e procedurale. Dunque, se qualcuno volesse trovare nelle Constituciones quelle norme relative alla vita quotidiana delle città, sulla polizia urbana, sul mercato, sulla disciplina alimentare, sulle osterie, sul gioco, ma anche norme penali quale le ingiurie verbali e violenze, resterebbe deluso, non perché qualcosa di queste cose non ci sia nelle Constituciones, ma perché la stragrande maggioranza delle Constituciones è dedicata, mi ripeto, a norme di carattere procedurale e di tecnica giudiziaria. Va tenuto presente, per comprendere bene questo, che la materia di polizia urbana, la materia fiscale e anche gran parte della materia penale minuta è una competenza dei signori di Castello e delle comunità cittadine. Si capisce che c'erano interferenze fra questi diversi ambiti giurisdizionali, però nella sostanza le Constituzioni sono un testo di natura civilistica e procedurale e per questo, devo dirlo, non sono un testo di lettura gradevole e facile. In più la loro confezione è complessa e per molti aspetti non è stata ben risolta, perché le Constituzioni furono il portato di 3 successive sessioni parlamentari, una che si tenne ad Aquileia in 2 tempi, un'altra che si tenne nel 1368 a Sacile e una terza che si tenne a San Vito. Quest'ultima, la sanvitese, pone dei gravi problemi di datazione, ma ne altre 2, la aquileiese e quella di Sacile, sono rispettivamente del 66 e del 68 e quindi non ci danno problemi di datazione. Come fare una sintesi di questo corpus legislativo? Non è facile perché le Constituzioni non sono ordinate con grande sistematicità, cioè non hanno, come hanno ad esempio alcuni statuti municipali, distinzioni, che so io, in un libro di materia penale, uno di materia civile, eccetera, eccetera. I 143 capitoli della prima redazione marquardina, Aquileia 66, sono distribuiti in 3 parti, ma non c'è una tematica specifica per ciascuna di esse. Ci sono però, questo sì, alcuni accorpamenti di capitoli che trattano questioni simili fra di loro. Così i primi 6 capitoli definiscono le festività, gli orari e altri problemi, diciamo, tecnici. I successivi disciplinano il notariato, altri sono dedicati alle figure intermediarie, cioè procuratori, curatori, eccetera. Sono ancora procedurali altri capitoli e poi si va a una materia più variegata con capitoli importanti sulle procedure arbitrali che erano di cruciale importanza in quest'epoca, quando le parti preferivano ricorrere, anziché a una sessione giudiziaria ordinaria, a una procedura di arbitrato. E questo naturalmente imponeva tutta una serie di normative sulle modalità con cui redigere i compromessi ed altri sulle quali le Costituzioni si diffondono. A un certo punto incontriamo un capitolo, il 41esimo, che parla di atti di violenza, ex fortia in latino, violenza su cose e persone e su indebite invasioni e prese di possesso. Poi il testo si riporta su un piano civilistico, definisce un aspetto molto importante che in seguito, in particolare nell'epoca veneta, sarà molto discusso, cioè quello delle prescrizioni, cioè dei termini, 1 anno e 1 giorno in genere, entro i quali un pacifico possesso conduceva alla proprietà, e simili. Una seconda parte delle Constituciones
torna di nuovo sulle procedure, le sentenze definitive, gli appelli. Questo si capisce perché quello degli appelli era un campo che particolarmente era atto a intralciare, a rallentare le procedure, e allora si stabiliscono nella Costituzione dei termini abbastanza rigorosi, o l'impossibilità di produrre più di tot appelli entro un certo periodo. E poi c'è la normativa molto rilevante che riguarda le obbligazioni, vale a dire i rapporti di debito e credito e le rispettive garanzie personali, cioè le fideiussioni, e reali, cioè essenzialmente i pegni, e dunque le vendite all'incanto dei pegni. Questo è un punto molto importante perché fa comprendere la matrice romanistica di questa legislazione. Marquardt aveva studiato a fondo il diritto civile e dunque il diritto giustinianeo in sostanza. Il diritto romano aveva proibito che un creditore potesse impossessarsi direttamente del pegno del debitore. Aveva stabilito che si dovesse procedere a una vendita all'incanto, a un'asta giudiziaria. Questa evoluzione importante nei secoli centrali del Medioevo era stata totalmente disattesa. Quando un monastero prestava del denaro dietro pegno fondiario a una qualunque persona, e questa persona non restituiva, il monastero si impadroniva puramente e semplicemente del pegno. Ecco, nel tardo Medioevo, nei comuni cittadini italiani, ma anche in questa legislazione marquardina, che è anch'essa impregnata di diritto comune, cioè di diritto romano, venne ampiamente ripresa la questione, che del resto si sarebbe poi protratta nel tempo, della non possibilità per il creditore di impossessarsi del pegno, ma della necessità di un'asta giudiziaria. Dopodiché si apre una questione di grande importanza, che è la questione della dote. Devo ricordare che al tempo di Marquardo coesistevano due sistemi di rapporti patrimoniali tra coniugi. Uno era quello di matrice romana, che vedeva il conferimento al marito da parte della donna di un assegno nuziale, la dote, generalmente in denaro o in altri beni mobili o redditi. L'altro era il sistema di antica ascendenza germanica, che vedeva invece una inversione dei doni nuziali. Era il marito che doveva dare alla moglie una quota parte di tutti i beni. Era la cosiddetta Morgengabe, della quale si spiega perché nel diritto germanico l'uomo che prendeva in sposo una donna doveva comprare la tutela su di lei, il mundio che apparteneva alla famiglia della donna, e per questo doveva pagare. Ecco, allora, nel corso del secolo XII in tutta Italia, in particolar modo nel mondo comunale, venne prevalendo il sistema della dote. Ai tempi di Marquardo e delle Constituciones erano contemporanei i due sistemi, però, ancora una volta, in consonanza con un'ascendenza, con un'ispirazione romanistica, venne stabilito che in caso di conflitto fra un regime germanico di Morgengabe e un regime di dote dovesse essere quest'ultimo a prevalere. Dopo queste norme sulla dote, che sono, come capite, di grande importanza perché è il sistema fondamentale di sistema patrimoniale fra coniugi, proseguono le Costituzioni con altre norme sui rapporti di debito e credito, e in particolare interessante, anche perché ha il carattere effettivamente di un'innovazione, un capitolo che denunzia quella che chiama una pestifera et dampanosa abusio, cioè un abuso pestifero e dannoso che si era instaurato in Friuli. Si trattava della pratica di tenere in ostaggio e di non far tornare in patria il debitore insolvente o il suo fideiussore. Allora nelle Costituzioni si stabilì che questa norma non era valida e ogni contratto che avesse inserito un obbligo del genere sarebbe stato ritenuto invalido e il notaio sarebbe stato sospeso dal suo ufficio per 2 anni.
Di più, questa norma era dichiarata con valore retroattivo, anche se era stata sancita questa pratica in una vecchia Costituzione. Un'altra norma aveva carattere di retroattività, e io non avrei dubbi che qui è l'intervento personale di Marquardo, è la norma che stabiliva un limite di 5 anni per la validità dei contratti usurari o che in maniera fraudolenta dissimulavano l'usura. Ricordo en passant che la normativa della Costituzione sui rapporti di credito-debito e sulle garanzie personali reali è stata illustrata in un bel saggio di Miriam Davide sul credito in Friuli del 300, un saggio del 2003. Taglio corto su tutta una serie di altri elementi delle Constituciones, sui brevi capitoli, sui feudi, brevi perché in realtà il diritto feudale è regolato da tutta una serie di altre procedure configurate già dal secolo XII, e ho già detto che è povera, quasi inesistente, la normativa dell'ordine pubblico, che faceva parte di quella legislazione statutaria municipale di cui vi hanno parlato qui Donata De Grassi e Alberto Vidon. Allora, su alcuni altri capitoli si insiste di nuovo sul fatto che non possono essere recate eccessivo nocumento alla situazione dei debitori, si condanna chi approfittasse del fatto che qualcuno aveva subito una condanna per debiti per fare un arrembaggio ai possessi di costui, si sanciva poi lo stato di libertà di chi fosse nato da madre libera. Questo della preeminenza della figura materna nel determinare lo status personale era anche di ascendenza romana, anche se, va detto, più di una legislazione germanica lo aveva accolto e derivava dal famoso assioma mater semper certa, da qui il privilegio materno nel definire lo status di libertà o di meno di una persona. E nel solco della volontà di una continua riforma nella riforma, vi ho già detto che il Parlamento si unì a Aquileia, a Sacile, poi a San Vito, era dunque un vero, come diciamo oggi, un work in progress, e molte norme riguardavano questioni nelle quali veniva contestata la regolarità di un giudizio, ad esempio si accampava una mancata notifica dei termini, si parlava della scelta o ricusazione di testimoni, alla disciplina testimoniale sono dedicati molti capitoli delle Constituciones, e si stabilivano poi delle norme interessanti e importanti sul notariato, si definivano i salari dei notai, sia di quelli che erano obbligati a redigere le sentenze delle corti patriarchine, sia ai salari per gli ordinari procedimenti, gli ordinari contratti di compravendita, dote, mutuo, eccetera. Ai notari era fatto obbligo di presentare a richiesta dell'autorità giudiziaria i loro protocolli, e si disciplinava la modalità delle questioni di successione post mortem, le modalità di accettazione o di ricusazione dell'eredità con beneficio di inventario ed altre cose che riguardavano le successioni, su qualcuna delle cose, su qualche aspetto delle quali tornerò avviandomi verso la chiusura di questo mio intervento, ricordando di nuovo, ripetendo ad nauseam, che le Constituciones si manifestarono sempre aperte a nuove integrazioni e modifiche. Così ho già ricordato che nel 68, cioè 2 anni dopo la promulgazione marquardina, furono promulgate a Aviano delle aggiunte ampie, sono 17 capitoli, e Pier Silverio Leicht ha indicato puntualmente a quale capitolo si riferisce ogni addizione. Io non ho il tempo di fare questa analisi compiuta, ma mi limiterò a un paio di cose. Anzitutto,
voglio far prendere atto del fatto che alcuni di questi nuovi capitoli, questi capitoli avianesi, chiamiamoli così, avevano il carattere di riforma o di integrazione. Ad esempio uno che imponeva ai notai di scrivere le loro abbreviature, i loro testi in un quaderno ben rilegato e che doveva avere almeno 40 carte. Se un notaio avesse proceduto altrimenti gli sarebbe stata comminata una pena di 40 denari, non enorme, ma comunque una pena. E questa era, diciamo, una norma di tipo aggiuntivo, integrativo. Invece altre additiones erano francamente abrogative di un capitolo precedente. C'è un'addizione di sterminata lunghezza che definisce in termini innovativi rispetto alle Costituzioni del 66 i termini e le procedure da rispettare per le vertenze sui beni immobili. Altre addizioni erano intese a precisare alcune procedure. In breve, la impressione, almeno la mia impressione, è che all'antica volontà di abbreviare le procedure, di sveltire i processi, fosse subentrata adesso una volontà di maggior definizione delle procedure stesse. Domanda: in questo orientamento, in queste modifiche, era intervenuto personalmente Marquardo? Allora, va ricordato che in questi anni, fra il 1368 Aviano e il 1373, Marquardo si era impegnato in guerre e azioni diplomatiche in un gioco politico molto complesso, molto segnato dall'iniziativa sempre più aggressiva di Venezia, ma anche da una politica austriaca e asburgica che non era sempre costantemente di appoggio al patriarca. Posso solo fugacemente ricordare l'assedio veneziano di Trieste, la conquista veneziana di Trieste, che riaperse il gioco in favore dei duchi d'Austria, e al conseguente coordinamento dei conti di Gorizia, l'entrata in campo della Repubblica di Genova, la guerra di Chioggia, eccetera, eccetera. Allora, Marquardo, che ebbe una gran parte nelle trattative che infine, dopo la guerra di Chioggia, avrebbero condotto alla pace, e dunque ebbe il suo da fare, il suo impegno, no? Andava e veniva. Oltretutto dovette anche impegnarsi, anche militarmente, per ricondurre Pisa, che si era un'ennesima volta ribellata, all'obbedienza imperiale. Ma senza voler fare necessariamente uno sperticato elogio, devo dire che secondo me Marquardo, nonostante non avesse pochi impegni e questi impegni non fossero poco gravosi, tuttavia, secondo me, continuò costantemente a occuparsi della legislazione friulana. Quando ci troviamo di fronte a additiones aggiunte così ampie come quelle di Aviano del 68, mi è difficile pensare che siano state redatte senza un suo intervento diretto. Però io posso non accontentarmi di una semplice impressione, ma ho un'ampia dimostrazione dell'intervento presente e incisivo di Marquardo. È un episodio importante, e qui davvero mi avvio alla conclusione, ma questo episodio va ricordato. Nell'autunno del 1371 corse voce che il patriarca e il Parlamento volessero introdurre nuove modifiche alle Costituzioni. Il 22 settembre il membro del Consiglio del Comune di Udine disse che i delegati udinesi al Parlamento non avrebbero potuto modificare nessuna regola della Costituzione e che ogni eventuale modifica non avrebbe dovuto comportare un pregiudizio per lui, per questo signore. È una notevole asserzione di un diritto privato da anteporre alla norma comune. Poche settimane dopo, ancora nella circostanza della nomina dei delegati udinesi al Parlamento, il Consiglio del Comune di Udine deliberò che se il patriarca avesse avanzato proposte di riforma, i delegati non avrebbero potuto approvarle senza averle prima notificate al Consiglio di Udine. Il grande Pier Silverio Leicht capì bene e bene spiegò qual era la questione che preoccupava tanto gli udinesi. Marquardo voleva abrogare una norma che escludeva dalla successione paterna legittima, cioè da una successione senza testamento,
escludeva le figlie del defunto, a privilegio, a esclusivo beneficio e privilegio dei soli maschi. I beni avrebbero dovuto essere devoluti a altri parenti maschi anche più lontani delle figlie femmine. In Parlamento il patriarca Marquardo disse che se avesse avuto previa conoscenza di questa norma non l'avrebbe confermata, perché disse questa esclusione delle femmine era contraria al diritto divino, canonico, civile e naturale e anche ogni consuetudine giuridica. Alcuni consiglieri in Parlamento accolsero benevolmente questa opinione, altri cercarono di procrastinare, dissero che ci sarebbe dovuto essere un nuovo Parlamento. Furono soprattutto i delegati udinesi che si opposero francamente, ma altrettanto francamente Marquardo tirò dritto e dichiarò senz'altro abrogata questa norma nociva alle figlie femmine. Di fatto ci fu una nuova convocazione parlamentare nel marzo del 1373, ma il Parlamento questa volta sancì di nuovo l'abrogazione della norma che escludeva le figlie dalla successione legittima, abrogazione che era stata voluta caldamente da Marquardo. Questa vicenda, su cui chiudo, è molto interessante per molti aspetti. Anzitutto si capisce che Marquardo, nel breve periodo di pochi mesi che era intercorso fra il suo insediamento e la prima promulgazione delle Constituzioni, non aveva avuto il modo di studiare a fondo una normativa così ampia e così gli era sfuggito quel capitolo ostile alle figlie femmine. Questo dà ragione delle continue aggiunte e riforme di cui ho parlato e dà ragione anche alla mia personale idea del protagonismo marquardino nell'opera della riforma. La vicenda è anche importante per capire che c'era una dialettica non di tutto riposo fra patriarca e Parlamento, una dialettica che si intersecava con gli interessi individuali di persone, con gli interessi di comunità locali, eccetera. Però alla fine è soprattutto importante il merito della questione. Escludere le donne dalle successioni significava cristallizzare la società in quadri, come si diceva, agnatizi, cioè in quadri di privilegio maschile, con tutto questo, con tutto ciò che questa cosa comportava in termini di blocco della mobilità sociale. Questa tendenza era molto presente nella legislazione veneziana, che era molto rientrata verso il privilegio agnatizio. Al momento la volontà di Marquardo, ispirata al diritto comune, cioè essenzialmente al diritto romano, riuscì vittoriosa, ma non sarebbe sopravvissuta al patriarcato di Marquardo e soprattutto all'avvento veneziano. Devo anche dire, importante, dopo la morte di Marquardo, anzitutto ci fu un disastro politico, la nomina papale del francese Filippo d'Anson venne ampiamente contestata e scatenò in Friuli una micidiale guerra civile. Comunque sia, dopo la morte di Marquardo e Rantec, da allora fino alla conquista veneziana del 1420, noi assistiamo a un sostanziale vuoto legislativo nel Parlamento friulano. In realtà i documenti parlamentari di questo quarantennio, 1381-1420, sono molto numerosi, hanno ritmo annuale, ma sono tutti attinenti a questioni politiche, diplomatiche, militari e fiscali. Non c'è nessun cenno a iniziative di tipo legislativo. Io non posso parlare qui perché non era questo il mio tema, sull'incidenza del dominio veneziano sulla legislazione friulana. Molti studiosi ne hanno trattato anche bene, delle belle pagine ricche di riferimenti bibliografici e spunti personali interessantissime di riflessione sono state scritte da Donata De Grassi nel 2000 e poi riprese in una raccolta dei suoi saggi che il CERM ha pubblicato nel 2009. E siccome un aspetto cruciale dell'intervento veneziano nella legislazione friulana è quello delle revisioni e modifiche degli statuti locali, è molto interessante l'illustrazione di un caso, il caso di Monfalcone e dei suoi statuti, caso che ha
illustrato Maria Luisa Bottazzi in un bel saggio del 2006, poi nel convegno che il CERM ha organizzato nel 2014, pubblicato nel 2016 su Monfalcone, e infine una bella lezione tenuta a Monfalcone lo scorso 3 ottobre. Io spero veramente, non è un discorso fittizio, di poter tornare su alcune delle questioni che qui ho dovuto sollevare in maniera molto sintetica. Non mi resta però a questo punto che ringraziare tutti quanti per la pazienza con la quale mi hanno ascoltato. Buona serata a tutti. Siamo sicuramente noi che ringraziamo il professor Camarosano per una lezione così intensa, importante, giocata come è suo solito sui documenti e partendo dai documenti e poi costruendo tutte le cattedrali del pensiero. Io mi scuso, avrei dovuto intervenire all'inizio, ma come dicono i miei studenti mi sono trovato frizzato, questo termine tecnologico moderno, cioè bloccato dalla tecnologia, sono uscito nel backstage a seguire l'intera relazione. Per cui, se mi permettete, veramente con grande velocità, faccio con piacere quello che avrei voluto e dovuto fare all'inizio, cioè un rituale a questo punto, perché a conclusione una presentazione del professore che non avrebbe certo bisogno di essere presentato per l'alto profilo scientifico di cui gode a livello nazionale ed internazionale. Ma mi piace ricordare alcune cose, anche perché sono stato studente in quell'istoria a Trieste, quindi per un laureato in storia e storia medievale, il professor Camarosano ha rappresentato sempre una grande guida, come lo sono spesso i maestri. Allora, due parole sulla sua biografia, la sua bibliografia. Giovanissimo studente alla Normale Superiore di Pisa, il luogo di eccellenza, incontrò fin da lì un altro maestro, il professor Giovanni Nicoli, che poi condivide con lui anche gli elementi all'Università di Trieste. Fin da subito poi incontrato con un po' francese, come borsista appunto al Centro di Studi Superiori della Civilizzazione Medievale a Poitiers, e poi ha proseguito la sua carriera all'interno dell'Università di Trieste, di cui anche fu preside di facoltà. I suoi interessi principali sono stati la storia economica, la storia sociale, politica e culturale dell'Italia, per quanto concerne l'intero periodo del Medioevo, e ha acquisito anche nel corso della sua carriera molto luminosa diverse importanti partecipazioni dal 99 da parte del consiglio direttivo della Fondazione Italiana di Studi sull'Alto Medioevo di Spoleto, prestigiosissimo centro di studi e di pubblicazione. E cosa importante, nel 2005, assieme ad un altro gruppo di eletti, fonda il CERM, che è stato citato, Centro Europeo di Ricerche Medievali, valorizzando in maniera particolare quelli che sono stati i suoi allievi, i suoi studenti, ed è, secondo me, lasciatemelo dire, il ruolo che dovrebbe avere. Il maestro dovrebbe essere capace di istruire nella sensibilità e poi anche ovviamente nell'attenzione a quelli che sono gli interessi dei suoi studenti. Nel 2008, su sollecitazione del Comune di Gemona, lo ricordo molto bene perché portammo i nostri studenti, ha organizzato il convegno Gemona nella patria del Friuli, una società cittadina nel Trecento, ed è stato sicuramente un convegno molto importante perché ha visto anche la pubblicazione degli atti sempre per i tipi del CERN. Le sue pubblicazioni sono tantissime, ovviamente nobili e re, sicuramente rimane un importante testo perché ci racconta dell'Italia politica dell'Alto Medioevo, storia dell'Italia medievale dal VI al IX secolo, edito sempre dalla Terza, è diventato un manuale in uso non solo nell'università ma anche ovviamente nella scuola superiore, la guida allo studio della storia medievale, questo è un manuale di base molto importante. E poi nella conclusione dice gli interessi legati al Friuli, al contesto territoriale. Io non mi stanno mai ripetere, tanto prendendomi gli strali, che il ruolo dell'università deve essere quello di studiare il territorio del quale
si trova. E altrimenti diventa inevitabile il suo scopo, che è quello della scienza, dei contesti. Paolo Canova ha calato dei testi importanti a partire dalle campagne criminali in Carlo Medioevo, un'analisi dei registri dei censi dei grandi proprietari friulani, e poi insomma questo, il Medioevo, entrambi un grande editore, poi tanto, che ha fatto tanto per la cultura, anche per la valorizzazione della cultura friulana. E poi un'opera sontuosa, importantissima, il Patriarcato di Aquileia, uno Stato in Europa medievale, sempre casa massima, con molti contributi, tanti di questi contributi gestiti ex allievi. Il citato Riccardo di Brazzano, il notaio di San Daniele. Ecco, questo era quello che volevo dire, ringraziando il professore, chiedendo scusa per questa mia connessione che oggi va e non va, ma approfittando per fargli una domanda. La domanda è questa: gli statuti, i manoscritti degli statuti marquardiani oggi dove sono conservati? Cioè, se uno volesse in qualche maniera prendere mano e studiare, dove dovrebbe andare? Prima. La seconda che volevo fare, che probabilmente è già stata esaudita dal professore: che fine fanno appunto le costituzioni quando arriva a Venezia, visto che il secondo libro edito a stampa in Friuli è proprio quello delle Costituzioni, nella traduzione di Pietro Ede, di Pietro Capretto. Il secondo, il primo libro ovviamente è un libro di cucina, ma il secondo è proprio quello. Quindi è come se ci fosse una permanenza, no, del testo sotto alto. Io mi sento anche il piano, spero sentite le mie parole. E ringrazio fin da ora il professore per la bella lezione che ci ha tenuto, e attendo una risposta. Dunque, anzitutto grazie al professor Floramo per questa fin troppo lusinghiera presentazione. La questione che lui pone della tradizione manoscritta degli statuti è molto complessa. La prima cosa da dire è che come molti degli atti parlamentari, in particolare le Constitutiones, non ci sono giunti nell'originale. L'originale manca, abbiamo una serie di copie, alcune nella raccolta Bianchi a Udine, altre nel fondo Ioppi, sparse, vale a dire, tra quella grande serie di fondi dovuti a eruditi del 6, 7, 800, ai quali dobbiamo la gran parte della tradizione dei documenti friulani. Non è che non esistano documenti friulani in originale, ma molto spesso la loro traduzione è in copia, il che ovviamente nulla pregiudica quanto alla loro autenticità, ma pone ovviamente un problema di edizione. Tanto per dire, l'atto costitutivo del Principato Ecclesiastico di Aquileia, il famoso diploma dell'imperatore Enrico IV del 1077, non ci è giunto in originale, ci è giunto in una copia che si trova all'Archivio di Stato di Venezia, e per giunta è una copia molto tardiva, e questa è la situazione di una buona parte dei documenti del Parlamento friulano di Leicht, del quale, devo ripetermi, va sottolineata la grandiosità di impianto, dovuta proprio al fatto che Leicht ha raccolto tutte le varie costituzioni friulane attraverso una pluralità di atti conservati in una miriade di biblioteche comunali, fondi manoscritti, no? Molto variegata e complessa, e che ogni volta gli ha posto il problema di una ricostituzione secondo le basi filologiche che egli padroneggiava in maniera esemplare. Chiedo scusa, non ho colto bene. La seconda questione era sugli statuti
sulla volgarizzazione del capretto. Sì, sulle Costituzioni, sì. Questo è molto interessante. Le Costituzioni nella versione, nel volgarizzamento del capretto sono state anche pubblicate, tra l'altro con una prefazione di Giorgio Zordan, sono sempre in difficoltà, molto interessante su tutto il tema della ricezione o non ricezione nella legislazione veneziana della disciplina friulana. È da una parte, diciamo, sono questioni molto complesse, ma dall'altra testimoniano, questo perché no, una tenace volontà di mantenimento di una serie di tradizioni regionali, patriarchine, di origini della parte del Friuli, che è stata in realtà molto tenace, si è svolta soprattutto su alcune questioni, ma è stata perdurante, cioè c'è stata una lunga persistenza di tradizione, di volontà di ricostituzione della propria locale attività giurisdizionale e giurisprudenziale nel Friuli. Su questo non posso esservi non anche più preciso per tanti motivi, ma questo di una certa continuità giurisdizionale e legislativa è un grande tema che penso in ogni nuova storia del Friuli, perché secondo me forse, per quanto ci siano buone sintesi di storia della società friulana, c'è ancora spazio per farne, e soprattutto per quanto riguarda l'ultimo secolo, il 300, per il quale secondo me tante questioni sono aperte. Ho accennato a una sola di esse, la datazione della terza parte, del terzo round delle Costituzioni, quelle di San Vito. Io non credo che sia impossibile attraverso un'analisi interna datarle e quindi valutarne la portata, ma questo è un compito che attende ancora di essere eseguito, insomma, ecco. Non so se io potrò farlo, non prometto niente, però insomma, se qualche mio allievo, auguriamo che sia così. Anche qualunque studioso, grazie, sì, friulano, non friulano, vorrà farlo, è una delle cose che io indicherei come importante. E invece, devo dire la verità, non tornerei su questioni filologiche editoriali del Parlamento friulano di Leicht, perché mi sembra veramente un'opera eccezionalmente puntuale, ricca, ineccepibile per tanti riferimenti. Non ultimo, teniamo presente l'ampia introduzione che fece Leicht, no? E anche una bella cartografia che è inserita a un certo punto, che è la migliore cartina che io sappia del Friuli alla data 1381, che è inserita nel Parlamento, molto utile anche didatticamente. Ecco, tutto qui. Chiedo scusa Angelo Floramo per questo modo un po' confuso e contorto di queste mie espressioni, ma spero che ci sarà occasione per tornare su molte di queste questioni. Grazie. Lo prendiamo proprio come un impegno e un invito a ritrovarci al di là degli schermi, anche dal vivo, a discuterne e a parlare. Speriamo. Professor Mocchi, adesso a lui il piacere. Semplicemente per ringraziare di questa bellissima serata che ci ha fatto così trascorrere il professor Camarosano, tornando indietro di appunto 650 anni con queste Constituciones, ci ha un po' così parlato di quello che era quello che oggi è il diritto civile e il codice civile e il codice di procedura civile di fatto, perché come abbiamo sentito era meno importante il diritto penale e il diritto tributario, e qui praticamente ha parlato di tutto il codice civile, perché ha parlato delle obbligazioni, ha parlato dei contratti, ha parlato delle successioni, ha parlato di aneddoti che sono ancora oggi attuali come il patto commissorio, l'articolo 2744 del codice civile, che vieta al creditore di ritenere il bene che ha avuto impegno. Quindi voglio dire, di estrema attualità, e questa analisi comparata è stata veramente piacevole. Io lo ringrazio nuovamente a nome dell'associazione,
Ringrazio anche l'amico, il professor Floramo, e a tutti voi che ci avete seguito do appuntamento per mercoledì, non più di giovedì. L'ultimo quarto incontro lo faremo di mercoledì 25 novembre, sempre alle ore 20:30, e sarà nostro gradito ospite l'attore Massimo Somaglino, che interpreterà un testo originale di Angelo Floramo, e sarà Officium Tenebrarum, l'ultima predica del patriarca Lodovico di Tech. Con questo vi ringrazio e auguro a tutti buona serata. Arrivederci e grazie. Grazie.